che il mondo sconosce. Oggi Zenzero e Limone vi impara come si mangia una cacucciola villarosana, nostrana, siciliana. Non tutti sanno come si mangia una cacucciola. Questa è una cacucciola ripiena di trunze sempre di cacucciola. Ci sono i cicipuddi di tropea, ci sono tanti mescugli, ingredienti tropicali e siciliani, che ci sono sempre. Vicino, in privato, io dico tutti i trucchetti che ci sono dentro questa cacucciola. Allora, la cacucciola si mangia così. La appoggiate da piatto e mano a mano vedete queste foglioline e le mangiate con la bocca, così. Avete? Alla fine vi rimane, diciamo, tutto questo ingrediente. Dovete assaggiarlo e masticarlo con molta delicatezza, perché questo è frutto del nostro frutto, della nostra bella Sicilia di Villarosa, che il mondo sconosce, perché questo ingrediente e dopo fa bene alla salute la capuccia. Un saluto, un bacione, è scappato al volo da Zenzero e Limone.